Thomas com'è, mi dicevi che non è... Antipatico. Alice? Tirchio, capito? Alice zatteggia, già grande regista, è brava, molto brava. Mario invece? Però Mario tende un po'... così, è un po'... Ben trovati, buongiorno. Salve! Ultima parte di... Dai, lo sapevamo che eravamo in diretta Sì. e abbiamo scherzato perché Thomas Toffoli Sì. è un grande, Sì. è veramente una persona meravigliosa, Alice è veramente una ragazza che si fa e continuerà a farsi. Mario Burano, cosa dire di Mario Burano? Cosa dire? Non lo so. No, Mario Burano, no, persone deliziose, altrimenti io non sarei qui per la terza volta. Perché la prima volta è quando, insomma, sono venuti a Roma il Toffoli, ha detto dai Gegia, dai, che c'ho questo lungometraggio, lo chiamerei, sì, un filmetto, insomma, molto carino, però fatto molto bene, anche perché purtroppo la nostra bella Italia non dà molta spazio e soldi ai imprenditori bravi, a registi giovani, attori che si vogliono fare. Non gliene può fregare di meno, stanno chiusi nel loro salotto, non dico chi, chiusi un po' come i cavalli, capito? Non fanno questa apertura, cosa invece che dall'altra parte forse un pochino di più lo fanno. Non sono qui per parlare di questo, ma per parlare di Toffoli. Cosa dire di Thomas Toffoli? Thomas Toffoli, che è veramente un personaggio, bisogna conoscerlo. Thomas Toffoli, ricordiamo che adesso noi stiamo parlando, ma è la quarta parte appunto in che cui... bel ragazzo che sei, ma sei sposato? Sei sposato? No, convivo, Ah, nel peccato, vabbè, ma nel non so peccato gelosa da tanti io, anni. no, sto scherzando, non perdiamo tempo, parliamo di cose importanti. Parliamo di questo film, Naufraghi per caso. Naufraghi per caso, che grazie a questo film io sono finalmente andato al Festival di Venezia. Toffoli mi ha portato, dopo 40 anni di carriera, al Festival di Venezia. Io che sono stata ho fatto film con Manfredi, con Nino Manfredi, con Alberto Sordi, il Tassinaro, ho fatto film con Franco Franco, Ciccio Grassia, con Gigi Andrea, Banfi, Bombolo, tutti quasi morti, Bud Spencer. Posso... 20 film e miniserie, 7 fiction, 18 programmi televisivi e anche 10 CD. Sì, non lo sapevo. Ho sbagliato tanto? Non lo so, perché io non li conto. Ecco, io li conta Wikipedia, non li conto che io. bello. Sì, beh, insomma, avevo 16 anni quando ho cominciato, ce n'ho 56. Diciamo, tanto lo sanno tutti. Hanno scritto sui giornali ultimamente 59. No, sono del 59, ma non ho 59, ce n'ho 56. Vabbè, comunque, detto questi giornalisti che cambiano tutte le carte in tavola, no? No, ma se sbagliano sono distratti, stanno a fare la spesa mentre scrivono, capito? Bisogna anche capirli, il bambino piange, capito? No, vabbè, li voglio bene i giornalisti, perché senza di loro noi non venderemmo i nostri prodotti, diciamo la verità. Siete importantissimi. Importantissimo sei tu, che fai stasera? No, vabbè, dai. Vado a vedere Naufraghi per caso. Ah, bravo. Sì. Dunque, ecco, la domanda era Thomas Toffoli. In accademia invece. Sì, a questa bellissima accademia che io... Ne abbiamo parlato appunto a più riprese, è venuto fuori Accademia in Scena a Vittorio Veneto. Che guarda caso si chiama come la mia accademia che ho a Roma da 16 anni, che si chiama Attori in Scena. Quindi ci siamo trovati. Ma lui è bravissimo, perché lui prende prima le persone che vogliono fare questo mestiere e che non possono avere la possibilità di andare a Roma, a Milano, perché costa, non è che stiamo proprio in un momento florido. Lui dà questa possibilità ed è geniale, è bravissimo, è una persona veramente buona, speriamo che non cambi col successo che ha e che avrà sempre di più. Fa questa accademia, li prepara e poi gli fa fare i filmetti, gli fa fare i lungometraggi, gli fa fare le cose che fa lui, le produzioni che fa lui, che comunque poi alla fine, devo dire, girano tantissimo, perché è un grande. Noi abbiamo un altro festival giovedì, ne ha fatti una 70 di festival in questi mesi. È scatenato il Toffoli, tant'è vero che abbiamo deciso di unire. Stanno andando le immagini, sì. Mi sono divertita molto, Essere il capo comitiva, posti bellissimi, perché avete veramente dei posti meravigliosi. Tra l'altro mi sono anche sposata 30 anni fa con c'è il mio telefono che suona, ma ha importanza, perché sai, ultimamente sono un po', ma non voglio parlare di nulla che riguardi un minutino. Un minutino così, giusto per, sono andando su una giusto parte. Per, così il telefono smette di suonare. Allora,
No, è sposato in veronese in prime nozze, che purtroppo 3 anni fa è venuto a mancare, quindi io adoro il Veneto. Che conoscevi già in precedenza comunque il Veneto? Diciamo, a parte Verona, a parte tutto, per Sì. Caorle e gli altri posti sono stati una scoperta nel film. Sì, ma bellissimi, veramente posti bellissimi. Ma l'Italia è tutta bella, perché allora che dovrei dire dei posti miei, Gallipoli, Galatina, Bari, dove anche lì faccio tantissime cose, insomma veramente, poi Roma, adoro, Milano è bellissimo, Firenze, Bologna. Una curiosità, visto che hai citato il Salento, Salento che è un po' come Prezzemolo nel cinema attuale, quindi vuol dire che le film commission funzionano bene lì? Ma non per i salentini però, non per i pugliesi, non parliamo di salentini, parliamo della Puglia. No, diciamo che loro stanno dando miliardi, la regione, no? La Film Commission a Puglia, a quelli che vengono da Roma con gli attori già loro romani, no? E usano il territorio, si acchiappano i soldi, si fanno i film in questi posti bellissimi, ma di attori pugliesi che si lamentano e piangono perché non lavorano e non hanno la possibilità di andare a Roma, non hanno amicizie, dei salotti, no? Perché sono dei club molto privati, no? Da questa parte, ecco. Non danno spazio, quindi o sei la moglie, o sei la sei in quel giro e non entri perché solo loro sono molto di cultura, solo loro sono intelligentissimi, perché tutto il resto, tutte pecore, tutti, capito? Vabbè, ma non voglio parlare di questo. No, però Questa è una cosa che io non capirò mai. Mi sono anche scontrata col presidente della Film Commission a Puglia, col direttore della Film Commission a Puglia, con diversi personaggi della regione Lazio. Mi sono molto scontrata perché ho detto: ma scusate, ma se posso sapere, perché lasciate perdere me, io vivo a Roma, i filmetti li faccio, ho fatto anche adesso uno che esce a marzo, con Gianfrancesco Lazzotti, che è un regista molto intelligente, amico mio, col quale ci ho fatto Linda il Brigadiere, con Nino Manfredi, ci ho fatto 1 miliardo di fiction. Questo film è con la Capotondi, con Teresa Magnino, insomma un film veramente molto bello, girato in una balleria romana, perché lui è mio amico, mi conosce, abbiamo insieme la scuola, facciamo l'accademia insieme di recitazione, edizione, fonia, storia del cinema, storia del teatro, perché non tutti sanno che ho 2 lauree, una è lettere, presa veramente studiando. Allora, 4 anni all'Università La Sapienza di lettere, storia del teatro, indirizzo, e 5 anni psicologia dell'età evolutiva. Per cui io lo farò anche nella scuola di Thomas, nella sua accademia. Io sto facendo questi 3 giorni, un full immersion, dove faccio il metodo Stanislavski, commedia dell'arte, edizione, fonia, e poi sottotesto Stanislaschiani, cominciamo a leggere i classici che io adoro, li so tutti a memoria quasi. Da Tennessee Williams, Il tram si chiama Desiderio, a Garcia Lorca, Casa di Bernarda Alba. Uno non si aspetterebbe queste cose da me, ma non fa niente. Perché non si aspetterebbe? Perché ho sempre fatto un po' il clown, no? Il mio mestiere è quello di far ridere le persone. Ma il numero di telefono me lo puoi dare tu? Certamente. Hai visto? Questi sono i tempi comici, no? Che mettere le cose che fanno ridere. Grande Checco Zalone in questo momento, che tutti ne parlano. Ah sì, sarà. Quando uno è successo non si discute. Basta, devi stare solo zitto quando c'è successo. Allora, io mi perdo nei discorsi, non mi ricordo più che te stavo a dire. Grande Thomas Toffoli! Stavamo parlando di politica, No, non dai, di 30 secondi, ma ti candidi con Salvini? No, non si sa. No. È presto, è a giugno, poi siamo tutti al mare. Deve essere ufficiale quando l'hai parlato con il grande capo. Sì, se il grande capo mi dice di sì, io mi ritrovo in lui in tutto quello che dice ormai da mesi, in tempi non sospetti. Però devo dire che sono venuti i miei amici di Gallipoli, dove io abito e faccio le stalie, io sono di Galatina, a 2 passi da Gallipoli. D'Alema, Gallipoli? Sì, beh, è stato il feudo di D'Alema, io anche ero piccolina, mio padre era di sinistra, un grande uomo in cui credeva veramente la sinistra, c'è morto a luglio, a 90 anni, il mio papà adorato, medico, chirurgo, cardiologo, però era un'altra sinistra, non è quella di adesso che sta sbagliando delle cose, che non mi piace quello che sto facendo, ma per carità, io non voglio parlarne male, ma ci mettere le cose, tutti mi stanno chiamando per andare, io non sto andando, io sono venuta qui a parlare di Thomas Toffoli. Perfetto. Mi piace Salvini, quello che dice, poi io sono di quella corrente ormai da tanti anni, berlusconiana, e quindi non lo so, sono venuti quelli di Gallipoli, però non sono venuti quelli del Borzano, questo vorrei far capire, che è venuti quelli di Gallipoli, noi con Salvini a Natale a casa mia, mi hanno detto, persone per bene, persone che io adoro, mi hanno detto: ci dai una mano? Io ho detto: perché no, vi do una mano, anche perché quello che lui dice, quello che voi scrivete, quello che volete fare per Gallipoli mi sembra giusto, però vediamo anche
inerente a quello che devo fare, perché insomma voglio dire, io campo di sto lavoro, no? C'ho mamma, come faccio? Gli hanno pure levato la pensione a mamma, che c'era una pensioncina. Ci pensi quindi allora? Sì, ci sto ancora pensando, sì, devo vedere. Mamma c'aveva una pensioncina come tutti quelli dell'età di mia mamma, i giovani della terza età, che hanno 75, 70 anni, 80 anni, eccetera, che vivono con niente, ed è una cosa, ma mi fai parlare, volevo anche fare politica, che poi la politica è fatta da noi facciamo politica tutti i giorni e ci capiamo più noi, gente del popolo, che quelli che stanno là dentro, coi paroloni e con le cose. Vabbè. Come hai fatto politica all'interno del film? Come ho fatto politica all'interno del film? Hai fatto politica anche quando eri capo comitiva all'interno della barca? Difficilina. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? No, per favore, non mi parlate, per carità. No, non fammi fare nomi perché insomma, no, per carità, io stimo tutti, io capisco tutti, e quando dico tutti, aiuto tutti, e quando dico tutti, c'ho più amiche io che hanno cambiato sesso, non le chiamo trans, perché è una brutta parola, io chiamo persone che hanno cambiato sesso perché non si trovavano bene in quello che era la loro natura. Sono amica di tutti, amica di te, pure quelli di sinistra, perché io vado con le persone, non vado con i partiti, poi sono anche belle persone a sinistra. Diciamo che parliamo di Toffoli. La politica di questo film. Allora, innanzitutto io sto facendo lezione a Vittorio Veneto, concentrata, ho 20 allievi meravigliosi. Spero che insieme vogliamo fare anche una produzione di un prossimo film, un lungometraggio, forse una puntata zero di una fiction. Insomma, c'è il possibile sbarco in TV anche, diciamo, comunque con un format televisivo. Sì, io già lo sto facendo al Sud, una grossissima emittente, che sta andando benissimo, si chiama Avanti Tutti Show, e stiamo facendo anche lo spettacolo, stiamo mettendo di musica e risate, molto divertente per fare le piazze, perché quello è il mio lavoro, far ridere la gente, cantare, ballare, zompare, suonare. E poi, questa però è una promessa che mi devi fare, io con te non ci esco perché sei fidanzato, però la promessa che mi devi... Ma tu pure sei fidanzato? No, quando mai? No. No, non sono più fidanzato, sono sposato, sono niente, io ho chiuso, io ho mamma. I giornali? Quali giornali? Tutti. Che hanno scritto? Toy Boy. Ma di che? Ma quale Toy Boy? Un cretino che mi faceva la corta, ha fatto di tutto. Io poi sono andata alla mia amica Barbara D'Urso, ma poi non sono più andata da nessuna parte, di questo mi dovete dare atto. Sono andata lì perché se siamo fatte due risate, perché lui faceva così, però l'ho detto anche in diretta che tra me e lui non c'è mai stato sesso, perché io non amo i bambini. Non faccio sesso con i bambini di 23 anni, a me piacciono quelli tipo te, 50, quanta di te? 50, 54, 60 anni, li adoro! Viva i sessantenni, settantenni, belli, maschi, veri, quanto mi piacciono! Allora, l'ho aiutato quel ragazzo, poi quel ragazzo è stato molto poco intelligente perché ha cominciato a dire da solo interviste non intelligenti, faccio di qua, faccio di là, al che un giorno l'ho trovato, gli ho tirato una schiaffa, l'ho sbattuto per terra e ho detto con me hai chiuso. Ma chiuso non come donna, non come sesso, come persona che l'aiutavo, ne aiuto tanti per quel poco che posso, perché già non mi aiutano, che non sono aiutata io vado avanti con una forza micidiale, con produzioni mie, tant'è vero che dopo Mamma Dance, dopo Sexy Dance, anche quest'anno esce la mia canzone trash di Carlo Pirone con il testo di Salvatore Stano, che si chiama Baby Dance. Però c'è sempre la tematica culturale, sociale, perché quella era la violenza sulle donne, che bisogna essere forti e cominciare a menare noi gli uomini, perché sennò ma questo invece siamo tutti vestiti da bambini e parla del futuro che noi stiamo rubando ai bambini. Infatti è carina, al finale dice la borsa crolla, la Cina affonda, forse ormai è troppo tardi e i bambini ci dicono bastardi, ed è bellissima, cioè baby dance, faremo un video molto trash, perché mi piace questa parola, trash. E potrà essere l'occasione anche per tornare a trovarci qui, per in cucina magari. Per vedere che è successo, la mandiamo in onda, e poi con Toffoli abbiamo deciso di fare questa prima puntata mettendo dentro i ragazzi miei dell'Accademia, quelli di Bari, perché Bari, Veneto, fare questa accoppiata bellissima nord-sud, che è bellissimo, non esiste più, il nord e il sud staccati, ma esistono insieme, sono sempre stati insieme, tranne un momentino così, ma a tutti è permesso un po' di rincoglionimento. Allora, nord e sud si uniscono in un grande condominio
che si chiama Condominio Toffoli, come abbiamo detto? Vabbè, un grande condominio dove c'è questa portiera che dovrei essere io, che si chiama Candida, che sa i fatti di tutti, molto divertenti, e dentro ci infileremo anche de tutto, capito? Succede di tutto, un condominio divertentissimo. Quindi già con un po' di anticipazione, insomma, permetteranno di riaverti, insomma, in Veneto, quindi questa più spesso. Sì, un po' qui e un po' al sud è girato. Un po' so. Cos'altro vuoi sapere? Dimmi. Per chiudere, torniamo chiudendo parlando di Naufraghi per caso. È stata un'esperienza bellissima, perché io ormai mi posso permettere, a 56 anni, di scegliere quello che voglio fare. Certo, se mi arriva una cosa grandiosa, però io devo stare bene con le persone, devo avere persone che mi fanno star bene. Se io devo andare a fare una cosa grandiosa, che poi mi devono trattare male, sono isterici, è successo, ti tirano le sedie appresso, urlano, sono dei pazzi, io non la faccio quella cosa, ma che me ne frega? Tu lo sai che moriamo tutti, no? Lo sai che prima o poi non ci siamo più. E allora perché rovinarsi quei pochi anni che il nostro Signore ci ha donato? Ogni giorno è una festa, ogni giorno ci svegliamo e dobbiamo ridere, scherzare, perché prima di morire c'è tanta sofferenza, potremmo finire all'ospedale, avere malattie che ci fanno soffrire, non solo noi ma i nostri cari, che è ancora peggio. Ma allora perché rovinarsi la vita? Io lavoro bene con Toffoli e con tutti i toffolieri, che si inventava, con Alice, con il Mario Buran, che è un uomo di quelli veri, anche lui un po' come te, tosto e gagliardo, con tutti i ragazzi di Vittorio Veneto, con la famiglia dei Toffoli, che sono tanto bravi, c'è un bambino che è un amore, mi adora. Bisogna stare bene, e io con loro sono stata bene, stiamo allungando, ma se tu mi continui a parlare io continuo. Sì. Non è che... abbiamo 12 ore, per cui non c'è problema. Ecco, no, tesoro, quanto sei carino, beata la tua donna. Andiamo a cena direttamente, andiamo dopo, giusto? Sì, andiamo a cena. Capito? Per cui io ormai lavoro solo con le persone che mi fanno star bene. Come uno comincia a farmi stare male, anche se mi propone di fare Ben-Hur, no? Io gli dico, fatelo con chi te pare, arrivederci, mi vado a vedere i pacchi e me ne vado. Cioè no ragazzi, non si può. Si fa le cose con il cuore, con calma, con il riposino il pomeriggio di un'oretta, che niente leva, ma fa bene. Mangiare, avere il tempo per cenare, per ridere, scherzare, vedersi un filmetto, leggere un bel libro, andare al cinema, andare a teatro, che so tutti sti cose, tanto le cose se devono venire vengono. Se non hanno da venire, non vengono. C'è sempre quello lassù che alla fine comanda. Tutti. E quando dico tutti, dico tutti. Tutti. Già. Io ti ringrazio tantissimo. Sì, devo dire qualche altra cosa, Toffoli? No. Grande Toffoli. Quindi Accademia, la voce Vittorio Veneto, dalle quinte. Film. Quindi, Naufraghi per caso con la grande Maria Teresa, amica mia. Per chi vuole venire a salutarti, anche a Accademia Scena, ogni tanto quanto passi, ogni quanto ci sei... Dipende da Toffoli, ma pure anche dai miei impegni. Io adesso da qui che starò una settimana c'è anche la finale di un festival, E dove? A Cittadella. E quindi ringrazio anche Cosentino, Rocco Cosentino, organizzatore. E io poi venerdì riparto perché ho la scuola a Roma il sabato, tutti i sabati, e ho 30 persone. E poi domenica dovrei andare in Puglia, perché ho le prove con il gruppo, ho anche lì da fare delle cose e vado anche a vedere se affronterò quest'altra esperienza, ma sempre non da politico, ma da persona che va a parlare e va per il popolo, la voce del popolo, con il popolo, manco da sola, con il popolo. Ma poi si vedrà. Si vedrà. Pure che Comunque, dico, siamo curiosi appunto. Ma che vuoi? Ma vattene, io dico, obbedisco. Pronti. Curiosi anche di questa esperienza di Gela. Grazie ancora per essere stata con noi. In bocca al lupo per questo film e per tutte le tue 3786 cose insieme che riesci a fare. Ho fatto anche il medico in famiglia, 2 puntatine, che va in onda però a ottobre. A ottobre? A ottobre, se siamo sempre vivi a ottobre. E mi hanno chiamato dicendo, se te candidi te cancelliamo. Accomodatevi. No, non accetto, che voglio dire, finché a febbraio, marzo, durante le elezioni, sempre se, io posso anche capire, no? Perché ci sono in conflitto di interessi. Una cosa registrata a luglio, 2 minuti, no? Niente di che. Quindi tu mi chiami, mi dite cancello per il giorno che mi ha fatto lavorare. Ti si potrebbe non vedere quindi? Per un giorno mi ha fatto lavorare, può darsi, sì. Vabbè, ma mi vedete là, ma mi vedete da un'altra parte, non c'è problema, vengo qua.
Che differenza c'è tra qua e Rai 1? È meglio 2 qua? minuti. È meglio qua? È meglio qua, 100.000 volte. Grazie. Se fanno i ricatti stupidi. Grazie mille Giada. Grazie a te. Buona giornata e buona giornata a voi. 7 in punto, torno come di consueto domattina alle 7. Arrivederci.